Niente processi, niente rivincite, ma solo la volontà di rifondare il Partito Democratico. Simonetta Rubinato fa un'analisi forte e concreta del voto di domenica, che ha segnato una debacle per il suo partito, che in un anno ha perso oltre 500.000 di voti, passando dai 900.000 circa delle europee del 2014 ai 300.000 delle regionali di quest'anno. La ripartenza del partito per Simonetta Rubinato deve passare assolutamente attraverso un congresso regionale vero e proprio. Io credo che serva un congresso vero, in cui si discuta, che si aprano le porte ai cittadini. Cambiare la dirigenza veneta del PD è un inizio, ma non è sufficiente, spiega la deputata democratica. In ogni paese chi perde una battaglia e la perde in questo modo dà delle dimissioni per dare il segno che si è capito quello che gli elettori hanno detto e che bisogna costruire un nuovo inizio, che non passa però solo per volti nuovi, passa anche per un progetto radicalmente nuovo e innovativo. E lei è pronta a mettersi in gioco ed eventualmente a candidarsi al congresso se vi saranno le basi per ripartire. Io ci sarò per contribuire al progetto di cambiamento, poi posso essere io, possono essere altri, con una leadership forte e collettiva, ad essere quelli che lo guidano. All'incontro con la stampa accanto a Simonetta Rubinato alcuni sindaci PD, perché il partito deve ripartire dagli amministratori locali e dalla gente. Finalmente aperto alla partecipazione vera dei cittadini e all'ascolto delle competenze, delle tantissime competenze che vivono il nostro territorio. Inevitabile in un'analisi del voto non pesare gli errori che hanno portato al risultato di domenica, a partire, spiega la Rubinato, dal congresso unitario. Che è stato unitario solo per mettere insieme debolezze e non per una proposta forte e radicale di cambiamento. Ma l'altro errore, secondo Simonetta Rubinato, sono state le primarie di novembre. Delle primarie che non erano vere, i cittadini oggi, quelli che vanno a votare, vogliono che il loro voto conti e partecipano quando le elezioni sono davvero competitive e contendibili e devono avere delle alternative credibili. Non l'abbiamo dimostrato con le primarie, che sono state bulgare. Togliere poi Alessandra Moretti dal suo incarico europeo è stato l'ennesimo errore, secondo la deputata PD, commesso dai vertici democratici. Lei era stata eletta con un numero enorme di preferenze per fare l'eurodeputata, sarebbe stata una preziosa risorsa in Europa, purtroppo così non è, abbiamo un europarlamentare di meno. Adesso però è tempo di ripartire, conclude la Rubinato, con una forte opposizione in Consiglio regionale che forse, ammette la deputata, è mancato in questi 5 anni. 5 anni di buona, valida opposizione in Consiglio regionale, ho fatto gli auguri ad Alessandra da questo punto di vista.